Già il fatto che ci sia un dialogo è una cosa positiva, questo è già il secondo nostro incontro che abbiamo con Banca Intesa, il che vuol dire che un segno di attenzione verso il nostro mondo, quello della piccola impresa, che peraltro è il 96-97% del mondo delle imprese totali su questo territorio, è tenuto in considerazione. Tre sono gli aspetti che sono emersi e che forse vi preoccupano. Il primo è tutte quelle operazioni che sono in SGA, per cui tutte quelle operazioni che hanno delle criticità e che secondo il decreto sono state spostate non più nel mondo bancario ma in una struttura che bancaria non è. La preoccupazione è forte perché potrebbe partire un effetto domino con richieste di rientri e con situazioni estremamente preoccupanti. Fino a pochi mesi fa si rincorrevano di più le garanzie piuttosto che il merito creditizio della singola azienda. Oggi le garanzie sono soltanto accessorie e si chiede all'azienda di dimostrare una capacità restitutiva dei crediti che gli vengono affidati